Allora, siamo ritornati. Voglio porvi un'altra questione, un'obiezione che è stata posta da alcuni, proprio perché è partita come questione etica, no? Tanto da parte del sindacato, quanto del Confcommercio, Confesercenti, anche l'assessore, eccetera. Però ci sono moltissimi che, sarà il caso che abbiamo intervistato, medici, turnisti, eccetera, che dicono: ma che storie sono? Quanti saranno quelli che lavorano in commercio? Poi nel piccolo, cioè nel grande commercio, quelli sono. Noi da sempre facciamo le notti, i giorni, dipende dal tipo di lavoro, ti sei scelto quell'attività, va a lavorare in fabbrica, cambia lavoro. Se lavori nel turismo devi lavorare di giorno, di notte, eccetera. Se lavori in altri ambiti, diciamo medici, infermieri, poi soprattutto mi ho trovato 2 infermieri in modo particolare che dicono: da sempre la mia famiglia non si è sfasciata, mi sono organizzata, in fin dei conti E questa è stata l'obiezione che ci hanno posto. È cambiata la vita e queste categorie che abbiamo trovato io vi pongo l'obiezione perché non sono qui presenti, hanno detto: in fin dei conti è cambiata la vita, mentre una volta si riusciva ad andare a fare la spesa alle 5:30 di pomeriggio perché eri fuori, adesso alle 5:30 sei ancora in ufficio, sei ancora a lavoro, sei in tangenziale, sei in autostrada, devi a casa alle 7:30 di sera e puoi comprare solo il sabato e la domenica se ti organizzi con tranquillità, con relax. Questa è l'obiezione, adesso a voi la parola. Partiamo da Bettin, poi arrivo anche a Marcato e al sindacato. Prego, cosa rispondete a questi? Peraltro questo discorso lo sento anche per radio, prima accennava. Sì, ma io capisco anche questo tipo di osservazioni, perché chiaramente chi fa dei turni comportano delle difficoltà, però mi devono spiegare anche in altri paesi come fanno, come si menzionava prima la Germania o l'Austria, che dove loro al sabato pomeriggio chiudono le attività commerciali, ok? Ma non è in quanto... Però i centri sono vuoti, cioè, i centri sono bruttini, diciamo così. Io sono stata di recente anche in Ucraina, il sabato pomeriggio è brutto proprio, andare anche in Mongolia, anche a Berlino, ma neanche a Berlino, la domenica o del centro. Berlino no, però io sono stato a Bruxelles non più tardi di 20 giorni fa, e un giorno normale, di mercoledì, alle 2:30 siamo arrivati con l'aereo, volevamo andare in centro a mangiare qualcosa, perché erano le 2:30, 2:30 chiudono, i bar, i ristoranti chiudono e riaprono alle 6 di sera. E quella scuola non c'è gente in giro, è morto tutto. Non è vero. Non è questo il tema. Il tema è questo, che lì si sono creati dei presupposti per governare anche un po' di vita sociale, e lì vedevi che uscivano, non andavano a casa a dormire, ma si relazionavano con altri, e quindi noi qui, se cominciamo a testa bassa a lavorare dalla mattina alla sera, sabato e domenica compresa, ok, dopodiché ditemi voi cosa può succedere in questo paese qua. Le esperienze le abbiamo già viste, insomma, mi sembra che siano la prima cosa che ti dicono alle scuole alberghiere, la prima cosa è: ragazzo, tu sappi che lavorerai di sabato o di domenica. Cioè non è che è una declinazione del lavoro, è il lavoro. Cioè è il tuo lavoro. Di sabato o di domenica. Tutti sabato e domenica, ma no, farai dei turni, ma quello è. Quindi tu nel momento in cui vai a fare questo lavoro sai già che avrai questa prospettiva professionale, primo elemento. Secondo elemento, non confondiamo aspetti vitali con aspetti facoltativi, perché non serve essere scienziati per capire che un intervento chirurgico, se serve, lo faccio anche di domenica alle 4 e la gente si ammala, muore, fa incidenti purtroppo, o che viene un attacco cardiaco anche il giorno di Natale, e quindi ci deve essere l'equipe al completo che è fatta da medico, infermiere, eccetera, eccetera. Quindi adesso fare il paragone tra l'infermiere e il medico e la commessa del negozio che vende cashmere con il giorno di Natale è un paragone che non sta né in cielo né in terra. Cioè quelli sono servizi vitali per la comunità. Il maglioncino di cashmere cambiato il giorno di Natale non è vitale, non mi convincerà nessuno che questo è. Dopodiché è chiaro che noi possiamo liberalizzare tutto, ma rischiamo di crearci noi delle esigenze che in realtà non abbiamo. Se no, altrimenti diciamo che va bene tutto, e allora va bene tutto, ma allora arriveremo, come succede anche a Manhattan, tu vai a fare la manicure alle 4 di notte. Per carità, ma siamo sicuri che sia un'esigenza dell'essere umano farsi la manicure o il massaggio alle 4 di notte? Mica alle 4 di notte uno dorme. E se uno non dorme, proprio la manicure, io ero a Manhattan, alle 4 di notte, fate la manicure.
anche un prezzo scontato, me lo fa meno male. Cosa me fa se mia manicure sta ora? Cioè, attenzione, perché se non ci diamo noi anche una regolamentazione, perché poi tutto questo va a scapito di un sistema sociale. Per carità, possiamo decidere che la famiglia non conta niente, che va bene che ci siano commesse che lavorano per 800 euro al mese. A me mi fa schifo che ci sia una persona che rinuncia alla famiglia per 800 euro al mese. Io lo trovo profondamente ingiusto. Oh. Ecco, chiedo a lei, Presidente Francescone, ma quell'andamento del commercio, quindi quella spesa media, se ci fossero state determinate chiusure, sarebbe stata inferiore? Quindi se noi mettiamo il consumatore in una situazione dove ci sono delle chiusure determinate da una certa regolamentazione, non è che magari è indotto a dire ma non mi sento nello stato d'animo di consumo anche meno? Chiedo. In una situazione dove sono calati comunque i consumi. No, cioè sì, allora, noi abbiamo avuto negli ultimi, dal 2007 in poi, 2008 in poi, abbiamo avuto una situazione di disponibilità economica delle famiglie in continua diminuzione. Solo quest'ultimo periodo, 2017, c'è un'inversione di tendenza. Fino ad ora abbiamo sempre avuto costantemente una diminuzione di disponibilità, molto spostato su pagare i debiti, su pagare le bollette, su pagare le tasse. Questi ultimi mesi c'è un'inversione di tendenza sui viaggi, sulla ristorazione e anche qualcosa sui regali, dobbiamo dire, cioè dal punto di vista proprio per quanto riguarda il Veneto e Padova. Però questo era il dato. Io posso aprire la domenica, ma siccome non ho i soldi per andare a comprare e quei pochi che hanno continuato ad aumentare il loro reddito sono quelli che non vanno nei negozi e probabilmente neanche nei centri commerciali, certo. Era ovvio che noi potevamo aprire anche di notte. Ma non cambiavano i consumi, anzi i consumi erano destinati. È chiaro che i consumi aumenteranno i consumi se daremo più soldi ai lavoratori, se riusciremo ad avere una tassazione un pochino più, diciamo, attenta ai bisogni dei lavoratori e se firmeremo anche i contratti, no, cioè noi abbiamo già firmato, ma se firmeranno anche i contratti c'è questa disponibilità. Però attenzione, ha ragione Marcato su una cosa. Dappertutto, in tutti i settori, anche nella ristorazione, la turnazione è prevista la turnazione domenicale. Quello che sta succedendo nel commercio è che per inseguire questa cosa delle aperture festive, certo. Non essendoci personale specializzato. Non c'è turnazione, questo è importante dirlo. Non c'è turnazione. E quindi cosa succede? Succede che il titolare nei piccoli esercizi deve essere lì domenica, lunedì, martedì, il titolare perché la professionalità è lì. Nella grande distribuzione i più professionali sono sempre presenti e devono essere presenti sabato e la domenica, per cui questo è quello che sta succedendo. Il piccolo non ha risorse per prendersi un altro. E quindi sta da lui. Esatto, è questo l'aspetto, insomma. Assolutamente. 7 giorni su 7. Allora, io vorrei dire questo. Ritornare indietro alle 12 domeniche all'anno mi piacerebbe, ma so che non è sostenibile. Le festività noi ci stiamo già pensando e vinciamo le cause perché non ci può essere l'obbligo, anche se scritto nel contratto individuale, che obbliga un dipendente a lavorare, se non vuole, una festività laica o cattolica, insomma religiosa. Perciò ci stiamo organizzando per quanto riguarda le festività, però se guardiamo anche la sostenibilità del commercio, non c'è la necessità di tenere aperto tutte le domeniche, ma fare un calendario dove legarlo a degli eventi anche delle città, la prima la domenica di ogni mese, più ottobre, novembre, dicembre che si avvicina al Natale, diventa prima di tutto un evento, l'evento che ti porta anche a vivere bene la città con anche quello che vuoi fare, appunto gli acquisti. Tenendo presente che le persone che lavorano nella grande distribuzione, da quando è cambiata la legislatura, se prima avevano in obbligo le 12 domeniche, adesso si sono trovate in obbligo le 52 domeniche. Io so che siamo anche un popolo di egoisti, ho detto tu stai zitto perché hai un contratto di lavoro. Non è così, nel senso io avevo programmato la mia vita rispetto a un'organizzazione della mia famiglia, perciò avevo accettato quel lavoro. Esatto. Se adesso ho 52 domeniche obbligatorie, vuol dire che sto a casa lunedì. E il lunedì i miei figli sono a scuola e il marito a lavoro, perciò la socialità e il recupero, io non ce l'ho, pulisco la casa perché questo è un ambiente, un lavoro a privilegio. Perdi la partita di calcio di tuo figlio perché perdo tutto perché non mi danno la possibilità. Oltre a non avere, perché
hanno preteso l'obbligo ma non hanno firmato il contratto che prevedeva, che ne so, che ne lavorassi 15-20 all'anno, nella rotazione ci stava. Ma anche la parte economica che era importante, perché quando io lavoravo nel mio negozio, prima di fare la sindacalista, la mia domenica veniva pagata al 230%. Adesso dal contratto nazionale è pagata con solo una maggiorazione del 30%, perciò se prima comunque veniva valorizzato quello sforzo che si chiedeva, adesso non c'è più. Perciò pian pianino questo che era un settore a prevalenza giovani, che continuava a assumere giovani, adesso cosa succede? Che questi giovani qui, visto che comunque una vita affettiva o una vita sociale non se la possono più permettere, non fanno famiglia. Perciò stiamo anche riducendo quello che è il potere d'acquisto del futuro, perché questo era un settore che comunque ad alta natalità. E noi andiamo verso un popolo italiano, sappiamo benissimo, dove si fa fatica a far nascere nuovi bimbi. E l'età media cresce sempre di più, i giovani comprano in e-commerce. Perciò se noi non creiamo il nostro modello di consumo legato anche a una necessità e delle abitudini di un italiano medio, stiamo sbagliando questa... Non è vero poi che la domenica non si poteva comprare anche prima. Guarda, c'erano il 30% dei negozi aperti, anche prima del decreto. Noi, al contrario, abbiamo avuto un problema, per dirti, che nel Veneto avevamo una quindicina di paesi che vivevano grazie al fatto che vivevano, la rete commerciale era molto ricca perché avevano i mercati domenicali e aprivano, Camisano, Solesino, cioè se noi oggi andiamo a vederli, questi sono la rete commerciale fissa e in grande difficoltà, proprio per questo motivo, perché abbiamo aperto tutto, ma prima del 2011 c'erano in provincia di Padova, che non è una provincia ad alta aspirazione turistica, no, data vocazione turistica, anche qui avevamo il 30% dei negozi aperti tutte le domeniche. Uniche eccezioni, Natale, primo dell'anno e Pasqua. Vogliamo vedere il modello etico IKEA? IKEA ha un'organizzazione del lavoro che è fatta part-time, perciò tutti gli addetti principalmente sono a part-time, cresciuti, non si possono fare una famiglia e se poi hanno dei bambini con figli disabili vengono licenziati perché non rientrano dentro l'algoritmo, cioè che ti spostano da un reparto all'altro che non prevede quella turnazione, perciò dici o fai quel turno orario e se la ragazza non accetta, la signora non accetta, viene licenziata. Se questo è il modello di società che Questi vogliamo. sono i modelli della grande distribuzione. Noi ci preferiamo confrontarci e trovare soluzioni all'interno delle aziende come abbiamo sempre fatto nel tempo. No? Ecco, un'altra obiezione, io ve le pongo perché dopo me le sono un po' trascritte, quelle che ho tirato su, è che le persone che magari sono di altra cultura, quindi magari sono musulmani, che stanno arrivando in modo importante nel nostro paese, si troveranno comunque avvantaggiati perché accetteranno tutte queste condizioni, accetteranno 500 euro al mese perché gli andrà bene, saranno felicissimi, accetteranno la domenica perché per loro, faccio l'esempio della domenica, non rientra negli ambiti della religiosità cristiana, come i cinesi li troviamo aperti sempre perché il cinese lo troviamo aperto indiscriminatamente sempre, appunto anche a Milano alle 4 di notte se vuoi fai le unghie tranquillamente senza problema e altro ancora. E questa è l'altra obiezione che è stata posta, un rischio che molti vivono, quindi dicono dobbiamo cedere, piegarci a questo per evitare la concorrenza di lavoratori pronti che adesso sono ancora a nostre spese perché li stiamo ospitando sostanzialmente, però poi se restano qui nel mercato del lavoro e quindi c'è questo rischio. Sì, appunto, se noi andiamo al centro ingrosso Cina in zona industriale, quello lì è aperto 24 ore su 24 perché non c'è nessun tipo di regolamento, là sembra che non sia neanche Italia. Dormono là. Dormono là, vivono là, mangiano là. Se questo è lo stile di vita che ci meritiamo, io dico che bisognerà formare anche chi viene in Italia alle regole italiane, rispettare le regole nostre, del nostro paese e quindi questo deve essere le istituzioni che si fanno carico di fare. È un altro aspetto importante. Questo è un aspetto importantissimo perché se no si va appunto a mettere in difficoltà tutta una serie di altre attività che vogliono rispettare le regole con questi che non le vogliono rispettare. Questo è un altro argomento che noi ci battiamo ormai da anni, okay, per il rispetto delle regole, perché i dipendenti devono avere la loro dignità e il loro rispetto. L'imprenditore, noi passiamo io mi ricordo, ero ancora quasi un po' giovanotto, che il mercoledì pomeriggio si chiudeva le attività
Tutto il pomeriggio? Sì, le attività alimentari. A lunedì si chiudevano perché? Perché si doveva andare a acquistare, non per far festa, perché dovevi andare a acquistare il prodotto per portare il prodotto nella tua attività. Quindi era considerato un giorno di lavoro, di riposo, tra virgolette, perché dovevi appunto rifare gli acquisti. Quindi adesso passiamo che non hai più un giorno libero per andare a acquistare i prodotti, quindi con ulteriori costi, perché devi incaricare qualcuno. Allora passa il rappresentante e non puoi andare tu a sceglierti il prodotto e scegliere la mensa. Quindi siamo andati su un sistema da prima che era regolamentato con una certa serietà per dare possibilità di acquistare, adesso siamo andati che devi andare a acquistare i prodotti di notte. Paradosso, si è marcato su questa questione. Io pongo una domanda invece, siamo così convinti che non ci siano, perché dicono no, gli extracomunitari o i comunitari fanno i lavori che gli italiani non vogliono più fare, ma gli italiani non li vogliono più fare a quel costo là? Certo. Che è una cosa diversa, perché ma è chiaro che se in delle lobby, non a me sedicenne, vieni a raccogliere pomodori a 1,50 € all'ora, a 40 gradi all'ombra, no? Ma mi dai 1.500 euro o 2.000 euro a raccogliere pomodori? Penso, cioè, voglio dire, stiamo parlando anche di questo, questi fanno lavori assolutamente sottopagati rispetto allo sforzo, che allora un italiano dice no, io a queste condizioni qua non ci sto, senza tener conto poi che molti di questi lavori vengono fatti in nero, in condizioni disumane, perché quei poveri cristi che raccolgono i pomodori, abbiamo visti tutti dove vivono, no, perché poi a noi basta che arrivi il pomodoro, che poi vicino al campo di pomodoro, che sia una baraccopoli dove sti ragazzi di 20 anni vivono in condizioni disumane, quello non interessa a nessuno, basta che il pomodoro sia raccolto. Allora, cioè stai dicendo in italiano, tu verresti vivendo in una baraccopoli a raccogliere pomodori a 2 euro all'ora? No. Allora il tema è questo. Cioè, prima la sindacalista diceva, ma io quando facevo la domenica venivo pagata il 230% in più. Cioè, se uno ha bisogno di pagare il mutuo, dice, beh, penso io la domenica me la faccio a questo punto, ma rinunciare alla famiglia, 10 euro in più, ma cioè, cosa faccio? Sto con mio vale figlio, per i commercianti. Stesso vale per i commercianti. Sì, cioè, il tema è questo. Esatto. E non che le culture siano diverse, questi qua sono disperati, là muoiono di fame e dicono, beh, mi accontento. L'eterno problema che torno a dire, lobby del commercio e quindi grande distribuzione estera che ci regola, attenzione. Certo. Questo errore l'abbiamo già fatto perché forse non ci ricordiamo che abbiamo distrutto il modello della logistica. I magazzini erano dentro i centri... dentro e adesso non esistono più magazzini? Adesso, dentro ai negozi. Adesso i magazzini li abbiamo dati fuori alle cooperative. Abbiamo cambiato quelli che erano gli addetti, e sono tutti extracomunitari, che vengono qui, vengono assunti in nero e poi ci sono anche i sindacati compiacenti che magari dicono se tu vieni assunto qui io dopo ti garantisco permesso di soggiorno, ti trovo un alloggio, una parte me la ridai e io ti garantisco tutto il sistema, però dopo tu mi contrasti con rispetto all'azienda in modo che io possa ottenere quello che vogliamo. Perciò la logistica, l'abbiamo visto, il blocco della logistica lì, Tigotà, qui da noi Aspia, i danni che ha creato, l'abbiamo creato noi. È una bella lente di ingrandimento sulla logistica andrebbe messa. Esattamente. Esatto. Chiusura di battuta di chiusura, Francesco. Sì, guarda, una cosa molto veloce. Io credo che ci sia, lo diceva prima Marcato, un po' tutti, noi dobbiamo definire un modello di sviluppo. Non possiamo continuare a vivere la giornata, no? Perché è quello che stiamo facendo. Dobbiamo veramente dire e chiedere alla politica, definiamo un modello di sviluppo, smettiamola di simmiottare gli altri paesi, perché è assurdo, costruiamoci e definiamo un modello di sviluppo. E in questo modello di sviluppo, al di là della crisi che speriamo di aver tutti di aver passato, in cui si è privilegiato l'industria, no? Industria 4.0, produzione, export, in questo modello i servizi alla persona sono fondamentali. Perché se non diamo attenzione a quelli che sono i servizi alla persona, resa dal pubblico e dal privato, quindi anche i nostri,
corriamo veramente il rischio di non definire con esattezza quello che vogliamo. Io credo che veramente dobbiamo metterci attorno seriamente, come si faceva negli anni 90, attorno a un tavolo, ritornare a riconoscere alle associazioni delle imprese e alle associazioni dei lavoratori dipendenti un ruolo che è fondamentale nel futuro del nostro Paese, che forse negli ultimi tempi qualcuno l'ha messo in discussione, e dire questo è il modello su cui lavoriamo su questo modello, sono le città, sono i servizi alle persone fatti in un certo modo, però io credo che oggi manchi alla politica questa, una visione di quello che vogliamo. E questa è innovazione? Sì, questa è innovazione. Siamo in chiusura, se volevo fare solo una domanda, purtroppo non c'è stato il tempo. Assessore, per quel che riguarda maggiore autonomia, nella trattativa c'è anche il discorso del commercio oppure no? Non rientra? Non è previsto nelle competenze oggetto del referendum, nulla vieta che la battaglia politica su queste cose si possa fare comunque. Ok, quindi per intanto questo è importante precisarlo. Contenti associazioni di categoria, giustamente, e anche i nostri, chi ci segue. Benissimo, io vi ringrazio di essere stati qui con noi, ringrazio i nostri telespettatori di averci seguito, vi lascio alla pubblicità, dopo la pubblicità andiamo in un'altra realtà, in un altro paese, ma come sempre noi ci rivediamo domani, arrivederci. Buonasera.